Giacomo Possamai, il candidato di partito senza partito. Lui, nato sotto il segno del PD, targato PD, con il Partito Democratico nel sangue. Lui che le prime parole in politica le ha dette da segretario provinciale dei Giovani Democratici per poi diventare vice segretario nazionale dei Giovani Dem, capogruppo in Consiglio Comunale di Vicenza del PD e infine capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Veneto. Lui che è il PD, si candida a sindaco di Vicenza senza PD? Corro e che dico alle forze che vogliono costruire un'alternativa a chi ha governato la città in questi anni che sono aperto a ragionare, a costruire una coalizione insieme. Quindi anche il PD è chiamato nelle prossime settimane a dire A, quali sono le sue proposte, le sue idee per entrare in questa coalizione, B, chiaramente a dichiarare il suo appoggio nei miei confronti, cosa che al momento non ha ancora fatto. Giacomo Possamai per ora non sposa la sua candidatura con il Partito Democratico, che poi è chiaro che arriverà presto a sostenerlo. È un copione che sembra già scritto, ma in politica nulla è per caso. È evidente che c'è un progetto, c'è un calcolo. Giacomo Possamai sembra voler dare una connotazione civica alla sua candidatura. Vuole forse ripercorrere la strada di Sergio Giordani, eletto sindaco a Padova? O di Damiano Tommasi, che ha vinto a Verona? Attenzione però, entrambi sono indipendenti di centrosinistra, civici puri. Nessuno dei due ha la tessera del PD. Giacomo Possamai invece sì, e ha pure un ruolo di prim'ordine nel partito. Se la strategia fosse quella di dare una connotazione civica alla sua candidatura, sarebbe come distogliere l'attenzione da un'equazione che è evidente a tutti: GP uguale PD, una formula di fisica politica che non merita certo il Nobel perché non rivela nulla di nuovo. GP, Giacomo Possamai, uguale PD, Partito Democratico. Una cosa è sicura, in questo momento Possamai, senza sottoporsi al giudizio incerto delle primarie, è l'unico candidato ufficiale per le prossime amministrative di Vicenza. Non ha ancora avversari. Al di là della strategia che ha scelto, oggi c'è lui e basta. Lui contro lui, vince lui. Se le cose restano così, non può mica perdere.